Buonasera, questa sera ci troviamo in piazza sotto la loggia del Lionello con le Lady Chef per la distribuzione della minestra. Adesso ti passo le responsabili di Udine e di Trieste. Buonasera a tutti, benvenuti a Udine. Come vedete le Lady Chef stanno distribuendo un'ottima zuppa di orzo e fagioli. Quest'anno abbiamo scelto una destinazione diversa dell'offerta del contributo per la zuppa, la destineremo all'Associazione Fabiola di Udine. È un'associazione che si autofinanzia e dà una mano alle famiglie con figli affetti da gravi disabilità. Quest'anno, oltre alle Lady Chef di Udine, abbiamo anche il piacere di ospitare le nostre colleghe Lady Chef di Trieste. Qui abbiamo la responsabile Cinzia Merigioli. Buonasera a tutti, io sono Cinzia Merigioli. Quest'anno è il primo anno che partecipiamo anche noi come Lady Chef, perché è il primo anno che fisicamente il gruppo Lady Chef Trieste c'è e quindi siamo onorati di essere qui con voi. Adesso Lorena De Sabata, la Lady Chef di Udine, vi spiegherà come è fatta la minestra. Allora, questa è una classica ricetta tradizionale di zuppa di orzo e fagioli. C'è carota, sedano e cipolla, qui vengono aggiunti i fagioli borlotti, precedentemente ammollati una notte in acqua. Viene fatto cuocere il tutto con un bel mazzetto di aromi, di salvia, rosmarino, alloro. Viene frullata, a piacere si può tenere una parte di fagioli interi e viene aggiunto dell'orzo. Completata la cottura, la zuppa sarà densa, bella bollente, da servire. Ecco la nostra minestra di orzo e fagioli, buona, bella, solidale per l'associazione Fabiola. E niente, grazie a tutti dalle Lady Chef di Udine e Trieste, grazie a Udine che ci ospita, grazie all'associazione che fa del bene a tante famiglie bisognose e grazie a tutti voi per le offerte. Un saluto dalle Lady Chef, ciao!